Quello che io amo del musical è che non è un concerto dove io canto delle canzoni distaccate tra loro, ma il musical ti porta, io ti dico un qualcosa, ti dico che sono innamorato di te e poi mi metto a cantarti l'amore che ho per te, quindi è un filo conduttore tra quello che ti sto dicendo senza musica e quello che poi ti dirò con la musica. Bentornati a Campus Cast, il vostro podcast preferito con forti accenti veneti e un'ottica internazionale. Abbiamo con noi Martina De Marc. Benvenuta Martina. Grazie mille, ciao a tutti. Ciao a tutti, bentornati. Ricordatevi che per seguire le nostre puntate ed avere aggiornamenti costanti su, appunto, Campus Cast, la campanella da cliccare è quella che vedete in basso a destra sui vostri schermi. Ricchi contenuti, anche oggi, esploriamo nuovamente il mondo della danza. Abbiamo con noi Martina, lei ha trasformato la sua passione per la danza in una missione educativa. Ti riconosci in questo? Sì. Da ballerina a insegnante ha integrato arte e inclusione creando spazi dove ogni talento può brillare. La sua storia è un esempio di come seguire il cuore possa portare a impatti significativi nella vita degli altri. Ci siamo? Sì, Te lo dai. sentivi addosso? Sì, tanta roba. Tanta roba. Beh, insomma, hai fatto... Ci proviamo, ecco, quello che hai detto è una cosa, insomma, significativa, io ci provo a fare tutto quello che hai appena detto, ecco. Mi pare di capire che tu ci stai anche riuscendo. Abbastanza, è un mondo un po' complicato. Da quanti anni balli? Allora, io avevo... sei in ballo? Esatto, bella. Io avevo 7 anni quando ho iniziato a ballare. Da più piccolina facevo ginnastica artistica, io ho questo ricordo di me da piccola dove mia mamma mi dice andiamo a fare ginnastica artistica che così ti sciogli, è una bella disciplina eccetera, e io a 7 anni l'ho guardata e gli ho detto io voglio fare la ballerina di danza classica. E quindi lei è rimasta malissimo, nel senso una bambina di 6 anni che sa già un po' insomma dove vuole andare e quindi mi ha detto va bene, ti porto a fare danza classica, mi porta e da lì io ho cominciato il mio percorso da ballerina. Dopodiché purtroppo crescendo ho avuto dei problemi al menisco, la mia anca non cresceva giusta all'altra, quindi non si apriva correttamente e quindi la mia carriera insomma di ballerina danza classica totalmente è finita. E però io negli anni ho sempre chiesto a mia mamma, io vorrei fare di più perché la danza non era sufficiente. Avevo bisogno perché la danza ti porta a muovere il corpo e basta, no? Però non c'era voce e io avevo bisogno di parlare mentre esprimevo qualcosa ballando. E quindi ho detto a mia mamma, io voglio cantare e recitare perché è un altro modo di esprimersi, no? Con il corpo e con la voce. E lei mi ha sempre detto no, non ci è possibile per vari motivi, quindi una delle 3 devi sceglierle e io ho scelto di andare avanti con la danza. Poi ho scoperto la danza moderna che non era rigida come la danza classica, quindi non mi imponeva di avere la gamba qui piuttosto che l'anca apertissima e quindi mi dava la possibilità di esprimermi con il corpo che avevo, ecco. Perché ha regimi molto, molto più laschi della danza classica, ecco. La danza classica ti misurano anche la circonferenza della testa se vuoi fare un'accademia. E sì, davvero. E io ero in linea con tutto, anche con la conferenza della testa, ma non con l'andeor, come lo chiamano loro, quindi l'apertura. E la danza moderna mi ha dato modo di esprimermi anche non ad anche chiuse. Di questa componente frenologica, ecco, delle esigenze della danza. Vai, mi sto appassionando, vai, raccontami. E quindi niente, ho scoperto la danza moderna. Dacci le timeline, quanti anni sono passati? Allora, io ho provato a fare un'audizione a Castelfranco che avevo 14 anni e loro mi hanno detto che ero perfetta, tranne appunto per l'andeor, quindi le anche che non si aprivano tanto quanto la danza classica imponeva. Io sono andata completamente in crisi perché io volevo fare la ballerina di danza classica, nessun altro tipo di ballerina. E quindi io ho smesso di ballare per circa 2 anni, dopodiché mia mamma mi ha guardato e mi ha detto ci sbrighiamo? Dai, facciamo qualcosa perché tu senza la danza non puoi stare e quindi ho scoperto la danza moderna grazie a una mia vecchia insegnante che mi disse dove avevo studiato dall'età di 7 anni, dove mi disse capisco l'importanza della danza classica ma non è l'unica componente della danza, vieni a provare danza moderna.
e mi sono appassionata tantissimo, quindi ho continuato fino ai miei 18 anni. E dopodiché, finita la maturità, decisi che io volevo fare l'avvocato. Non so da dove, da come, perché io ho fatto una scuola dove appunto sono diventata operatrice sociosanitaria, quindi ho sempre lavorato con persone disabili, con malati mentali, con anziani, con bambini con difficoltà. Però avevo la mia materia preferita era la legge, era il diritto, e quindi ho deciso di andare a Trieste a studiare. Solo che ad un certo punto mi mancava qualcosa, dicevo no, ma qui c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che mi manca, e quindi mi ricordo di essere rimasta gli ultimi 2 mesi del primo anno sui ponti di Trieste con la musica alle orecchie a ragionare su quello che volevo fare, e mi risuonava in testa danza, canto, recitazione, danza, canto, teatro. Dicevo ma ci sarà qualcosa che può unire le due cose, quindi faccio una grande ricerca su internet e mi viene fuori questa accademia a Bologna, la BSMT. E quindi io decido che voglio andare a Bologna. Torno a casa comunicando a mia mamma che avevo già chiuso le carte con l'università, che avevo chiuso con quel mondo lì. Mia madre mi disse: nessun problema, facciamo un'altra università, perché lei era una madre che voleva un futuro certo per me, io figlia unica, insomma nata in una famiglia un po' rigida, diciamo, ecco. Amorevole ma rigida, dovevo avere un futuro certo, ecco. E quindi io feci questo esploit dicendo no, io voglio fare un'accademia di musical. E quindi mia madre non mi parlò per 2 mesi, tipo dicendomi no, questa cosa io non la posso accettare, e quindi niente. E mio padre invece era una persona che mi diceva guarda, non sono d'accordo ma voglio conoscere questo mondo. Quindi da sola mi sono presa il mio trenino, sono andata a Bologna, ho fatto l'audizione, mi sono trovata tipo 230 persone e ne prendevano all'incirca 25. Quindi io faccio la mia audizione e prima di andare a fare l'audizione mi sono preparata in un'accademia, perché mia madre mi ha sempre detto tu puoi fare solo la ballerina o comunque una delle 3 discipline, e io se tu vuoi fare musical non te lo pago. Quindi prima di fare l'audizione mi sono presa un anno sabbatico, mi sono trovata un lavoro come barista. E quindi mi svegliavo la mattina alle 6, facevo la barista fino alle 14, poi alle 14 mi chiudevo in accademia di musical, che è l'attuale mia accademia. Quindi la Singers Melody mi ha ospitato come allieva 13 anni fa. E quindi con il mio lavoretto mi pagavo gli studi di musical per andare a fare l'accademia, dopodiché ho preso il mio treno, sono andata a Bologna, ho fatto la mia audizione e dopo 1 mese ho scoperto di essere stata presa. E quindi prendo le mie valigie e mi trasferisco a Bologna contro tutto e tutti, e ho passato 3 anni, i più bei 3 anni della mia vita. La cosa che mi piace è che tu racconti queste tue fasi di vita, di scoperta, di anche riscoperta, perché effettivamente il momento in cui hai detto prendo una pausa dalla danza classica, trovo una nuova soluzione, cerco di capire se la mia vocazione è effettivamente l'avvocatura, la carriera appunto nel mondo della legge. Suona abbastanza far west in questo caso. Hai trovato nel tempo un modo per capire effettivamente cosa volevi, cosa ti rendeva e rende tuttora felice. Okay. Sì. Avevo bisogno di trovare un modo per esprimermi in toto. Cioè, per esempio, la danza classica, io quando mi hanno detto non puoi fare la ballerina, io non riuscivo neanche a vedere un balletto alla televisione. Mi veniva il magone, mi veniva da piangere. A Bologna, il secondo anno se non sbaglio, quindi 2015, arrivò un gruppo russo del balletto di Mosca, di danza classica al Comunale di Bologna, e io decisi di prendere coraggio e di andarlo a vedere. Perdonatemi, di andarlo a vedere. E era Romeo e Giulietta. Quindi io mi siedo in questo grandissimo teatro e più loro ballavano, più io sentivo che avevo voglia che parlassero, cioè che mancava qualcosa. E quindi quando sono uscita ho superato questo mio trauma di non poter vedere neanche un balletto e ho detto sono nella strada giusta, perché secondo me il musical è la maggiore, no, espressività di quello che un artista può dare, perché può fare tutto.
Interrompiamo momentaneamente il nostro podcast per ricordarvi che questo episodio vi è offerto da Alchimie Venete, una rete di professionisti che sviluppa progetti orientati alla valorizzazione del territorio, l'arte e le competenze locali. Alchimie Venete aiuta aziende, istituzioni e comunità a raccontarsi meglio, attraverso la creazione e sviluppo di eventi, video e podcast legati alla memoria, la sostenibilità e l'identità culturale. Se anche tu credi che comunicare bene significhi costruire connessioni vere e lasciare un impatto duraturo, scopri il loro lavoro su alchimievenete.it. Alchimie Venete, cultura, territorio, visione. Sembra strano a neofiti o comunque a pagani del mondo dello show business e che non fanno parte appunto di quello che è lo spettacolo che prevede appunto un balletto, la musica, queste differenze non vengono percepite. Pare che quando ci sei dentro sei capace di fare tutto. Invece c'è molta tecnica e molta differenza tra ciò che appunto descrivi tu essere un balletto classico, un ballo moderno e il musical. Le due cose possono probabilmente trasmettersi l'una con l'altra, ma con sforzi non indifferenti, perché si tratta di, permettimi ma da come lo descrivi tu, compartimenti stagni. Mm-hmm. È così? O si riesce in qualche modo a trasferire i propri talenti da un contesto all'altro? Allora, credo che la parola d'ordine sia versatilità, cioè una persona per poter fare il performer di musical, quindi quello completo, debba essere versatile, quindi debba avere delle, come si può dire, delle capacità in tutte e tre le discipline. Poi nel musical la danza è la disciplina quella messa un po' lì, nel senso che se voi vedete dei musical c'è il cantante attore specialmente, tendono, il cantante attore non spesso è ballerino, tendono a mettere davanti gli attori e i cantanti e dietro il corpo di ballo che balla soltanto, quindi di performer completo ce ne sono pochissimi, però chi fa questo tipo di mestiere deve assolutamente essere ineccepibile nel canto e nella recitazione, che secondo me sono due discipline che non vanno tanto distanti. Cioè, quello che io amo del musical è che non è un concerto dove io canto delle canzoni distaccate tra loro, ma il musical ti porta, io ti dico un qualcosa, ti dico che sono innamorato di te e poi mi metto a cantarti l'amore che ho per te, quindi è un filo conduttore tra quello che ti sto dicendo senza musica e quello che poi ti dirò con la musica, quindi è quello che mi piace tanto Sto vedendo una trasmigrazione di tutto quello che tu mi hai detto appunto in tanti film Disney che esatto. hanno questo tipo di tempo narrativo e di modalità descrittiva appunto della cosa, che poi appunto il momento della canzone, il momento del ballo e canzone dei film Disney mi lascia sempre un attimino, dai, riprendila sta storia. Sono un po' più concreto io in questo approccio. Certo, la Disney è anche un mondo fantastico, poi se ti vedi dei musical, insomma, a teatro la storia cambia. E il musical che ti ha cambiato, che ti ha segnato di più, che ti ha magari detto, ok, questo è quello che veramente io voglio fare, perché penso che a una certa ora tu abbia detto ok, veramente questo è il prodotto di ciò che dovrà essere il mio impegno, di ciò che dovrà essere la mia professionalizzazione. Poi tornerò anche indietro e ti chiederò, anzi se vuoi fare un collegamento a questo e iniziare magari con una cronologia in questo senso, è quali sono le lezioni o i docenti o le figure appunto formative che ti hanno convinto di più a intraprendere questo tipo di carriera? Ok, allora, prima di arrivare a Bologna non avevo nessun tipo di figura del genere, perché poi io è vero che nella mia vita sono nata come ballerina, ma poi mi sono riscoperta nella recitazione. Cioè, se io avessi saputo prima di avere queste capacità, avrei iniziato con il teatro, forse neanche con la danza, o avrei lasciato prima la danza per... Questo non è un pentimento, assolutamente un rimpianto, anzi sono felicissima perché io adoro la disciplina e secondo me l'arte è disciplina e quello che ti dà la danza classica non te lo dà in molte discipline. Ecco, tutta la danza secondo me è
disciplina pura, anche un latinoamericano, ok? Che io ho affrontato basicamente, però anche quello ha una disciplina. E quindi non avevo nessuna figura che mi abbia detto vai, ce la puoi fare. È semplicemente stato il mio cuore e quello che io percepivo all'interno di me, che quella era la mia strada. Quella poteva essere la mia strada perché ero in un momento della mia vita ed ero ho sempre avuto il carattere molto aperto, però a quell'età lì avevo bisogno di esprimermi in qualche modo che non ero capace con le persone parlando, ero capace con la musica. Quindi è questo che mi ha portato poi ad andare a Bologna. Dopodiché invece a Bologna ho avuto tante figure che mi hanno fatto capire che quello poteva essere il mio mondo. E tante figure all'interno dell'accademia, soprattutto gli insegnanti di teatro. Io mi ricordo la prima volta che ho fatto la lezione di dizione, che è stato complicatissimo perché essendo veneta è complicatissimo non tanto imparare la dizione, che è una lingua come imparare l'inglese, dove devi praticarlo per riuscire a ricordartelo, ma è proprio la cadenza. Noi abbiamo questa cantilena qui che non riusciamo a toglierci. Io ne vado orgogliosissimo. Ok. E lo sottolineiamo sempre nella intro. Va bene, di questo sottolineiamolo, podcast, quindi... fantastico, perfetto. Però per dire un romano, un toscano è molto più semplice togliere questa cadenza. E mi ricordo di aver visto la lezione così e aver detto che figata. Poi man mano che facevo lezione di recitazione avevo un insegnante che ora è praticamente il braccio destro praticamente in Italia c'è la Compagnia dell'Arancia, che è la compagnia più famosa di musical, e il mio professore era il braccio destro del direttore praticamente, no? Che mi disse: sei brava in tutte e tre, però tu devi andare avanti nel teatro, perché nella recitazione sei una fuoriclasse, nelle altre puoi metterti alla pari, lì sei una fuoriclasse. Questo è stato anche dal primo anno, questo me lo disse, è stato sicuramente un incentivo per me a dire ok, questa è la mia strada, posso farcela, e più recitavo più me ne rendevo conto che forse era più quello che volevo fare, che tutto il resto era quello che mi faceva esprimere di più. Per quanto riguarda la tua domanda del musical, ce ne sono tantissimi di meravigliosi. Forse quello che mi ha cambiato un po', come posso dire, forse anche un po' il modo di vedere le cose, perché mi ha lasciato qualcosa, si chiama Next to Normal, non è famosissimo qui in Italia, ma Hollywood tantissimo, e parla praticamente di una madre che ha 2 figli e il ragazzo per un incidente muore. Però lui è presente in tutto il musical perché la mamma lo vede, lo percepisce, e quindi c'è questa storia della sorella che però non viene valutata perché lei continua a vedere il figlio, eccetera, e quindi ci sono delle storie parallele. Quello è stato bellissimo perché ti porta anche a entrare in sfere delicate, ok? L'attrice che faceva la mamma non aveva mai perso un figlio, e quindi era difficile per lei mettere in scena la perdita di qualcosa, ed è stato bellissimo costruire insieme a lei questo percorso e vedere come lei è arrivata a percepire comunque quella sensazione anche se non l'aveva mai vissuta nella vita. Quindi secondo me quello è stato un po' anche il progetto che mi ha molto interessante, che ti ha cambiato. Infatti volevo arrivare a questo. Tu adesso dai molta importanza nel tuo percorso di non più apprendimento ma di insegnamento all'inclusività. Dici 2 dettagli a proposito di come sei arrivato, come strutturi il tuo progetto in termini di inclusività, quindi riuscire a creare e convogliare delle energie che magari vengono normalmente considerate come mancanze in creatività, in espressione. Ok. Nota che sento che tu di energia ne hai tantissima. È quello che mi manda avanti. Tu di energia ne hai tantissima, tu proprio riempi lo spazio, riempi la stanza, riempi lo studio da un punto di vista di persone e da un punto di vista di sonorità anche, se posso dire. Okay. Grazie. La trasfusione di questa energia in chi ha fisicamente, mentalmente meno, ok? Perlomeno a un livello iniziale, e con cui tu riesci a generare qualcosa di
più. Ok. Raccontami questa tua algebra espressiva. Va bene, ci provo. Allora, voglio fare una premessa. Secondo me l'energia è fondamentale, soprattutto quando tu hai iniziato che avevi niente. Cioè, se io non avessi avuto questa energia di dire ok, io vado, ok, non sarei dove sono, nel senso che avevo intorno un mondo, passatemi il termine, non è la parola corretta, normale. Per 10 anni fa era normale andare a fare un'università di sociologia, che potevo benissimo farlo visto i miei studi, di eccetera eccetera. Il musical era una cosa anormale. Cosa fai? Vuoi essere la disoccupata, ok? E quindi l'energia mi è servita perché, allora, premetto, ho avuto 2 genitori pazzeschi, perché sebbene non fossero d'accordo con me, non mi hanno mai intralciato, non mi hanno mai messo i bastoni tra le ruote. Però se io non avessi avuto questa energia di dire ok, vado, nessuno mi sosteneva tanto da dire ok, prendo e vado. La stessa energia l'ho portata quando sono tornata qui, io sono ritornata qui nel 2017, dove la mia attuale socia, perché poi siamo diventate socie, mi ha detto vieni a fare la coreografia da me, e quindi sono tornata nel mondo in cui avevo iniziato perché ero allieva e ho iniziato a formare questo piccolo gruppo di ragazze con disabilità. Quindi molte hanno la sindrome di Down, altre sono autistiche e quindi con ritardi mentali. Ecco, il mio obiettivo era quello di mettere insieme la passione che avevo per l'arte e quello che avevo studiato comunque alle superiori, perché io avevo passato tanto tempo nei tirocini con persone con disabilità. E secondo me loro hanno un'energia ancora maggiore, cioè sono consapevoli, la maggior parte di loro sono consapevoli delle difficoltà che hanno, eppure non c'è niente che le abbatte, cioè è una cosa pazzesca questa. E quindi io ho voluto mettere queste mie 2 esperienze, che era l'arte e il sociale, metterle insieme. Ho formato questo gruppo che adesso è arrivato a 6, se non mi sbaglio. Però questa mia cosa mi ha portato anche ad avere anche negli altri gruppi bambini con difficoltà. Adesso va tantissimo purtroppo l'ADHD, la sindrome dell'iperattività, oppure ragazzini in comunità che vengono comunque da noi quindi io e la mia socia abbiamo a che fare comunque con educatrici, con psicologi, per capire quali sono le strategie ideali per loro, anche in un percorso di musica che non c'entra niente con la vita reale, voglio dire, però anche lì ci sono delle strategie diverse cioè se tu vuoi conquistare questi tipi di ragazzi, devi conquistarne uno alla volta, non puoi fare un minestrone, perché ogni persona ha le sue difficoltà, ha i suoi punti forza e tu devi avere assolutamente l'energia di tirare fuori quei punti forza, perché loro i punti deboli li conoscono, non hanno bisogno. A un primo impatto a questo tipo di disabilità, a questo tipo di disfunzioni, perché molto probabilmente magari o il ragazzo o la ragazza che ti ritrovi di fronte appunto in questo momento educativo arriva da situazioni magari anche familiari pesanti. Nel momento in cui tu mi dici sì, arrivano questi ragazzi da comunità, magari di loro non si vede istantaneamente quella che è la, diciamo, mancanza o impossibilità di essere completi, ma il tentativo che tu fai di intervento, come si prepara? In modo da essere empatico al punto giusto e non essere totalizzato. Questa è una domanda difficile. Lo so, nel senso, perché vorrei che tu facessi rientrare anche l'elemento musica, l'elemento espressività, l'elemento danza in questo. Allora, secondo me l'empatia non si impara. L'empatia o ce l'hai o non ce l'hai, secondo me. Dipende che persona poi hai davanti. Io credo che la chiave all'inizio è quella di non farle sentire diverse, perché se io mi pongo a un bambino che ha delle difficoltà con e dai adesso facciamo lui dice non sono rincoglionito, scusate la parolaccia, non sono scemo, so le difficoltà che ho, quindi cercare di
di fargli capire che la diversità non esiste, semplicemente siamo tutti uguali con una camminata diversa. Io ho un passo, la ragazzina con la sindrome di Down ha un altro passo, ma se noi camminiamo insieme sempre a quell'obiettivo arriviamo, non importa in quanto tempo. Ecco, quindi una strategia reale non ce l'ho, nel senso ogni persona che ho davanti è diversa, sicuramente la base è quella di farle capire tu sei uguale a me, non c'è niente di diverso. Arriviamo all'obiettivo solo con due strategie in due modalità diverse. Senza fretta anche. Senza fretta, perché là l'obiettivo possiamo raggiungerlo con i tuoi tempi. Io sono con te. Ti senti di aver fatto la differenza? O di stare facendo la differenza? Nel senso, io se mi parli di differenza nella società non più di tanto, perché comunque vivo in una realtà molto piccola che è Treviso, però sto facendo la differenza per me. Bene. Cioè sto bene nel momento in cui faccio quello che faccio e le mie ragazze stanno bene e soprattutto vedo dei risultati. Avevo ragazzine che non riuscivano ad allungare le braccia fino al cielo, adesso dopo 2 anni le muovono molto più velocemente estendendole, per esempio, quindi abbiamo raggiunto anche degli obiettivi fisici non indifferenti, ecco. No, che fanno la differenza. Che fanno la differenza, esatto. Sono i dettagli appunto che ti fanno capire certo. quanto da un qualcosa che non si riusciva a fare, adesso si riesce a fare. Immagino che anche la comunicatività se ne guadagna, perché è fondamentale. È fondamentale. L'approccio appunto, il dire guarda un po', avere dei passi che possono essere anche passi di danza. Certo. Danno il modo di poter dire sì, non c'era modo di esprimersi in questo modo, eppure adesso riesco a esprimermi anche attraverso questo tipo di fisicità che è semplicemente il riflesso di ciò che sta succedendo certo. dentro la persona o all'interno del gruppo anche in questo caso. Sì. Le faccio sempre lavorare in gruppo, sì. Raramente loro, perlomeno quelle con la sindrome di Down, faccio singolarmente, a meno che non me lo domandino, una ragazza che vuole assolutamente fare individualmente, ma insomma di solito teniamo insieme. I prossimi passi? Perché è un po' difficile non notare che sei molto giovane e quindi abbastanza. qualche progetto potrebbe esserci anche già in corso o dalla prossima settimana, dal prossimo anno in poi. Ci sono tanti progetti sicuramente. Credo di dover un attimo capire ancora qual è esattamente da adesso, a quasi 33 anni, capire il passo successivo. Ecco, ho delle cose da finire prima, ecco, mettiamola così. Quindi questa domanda non ti so ancora rispondere. Se mi intervisterai magari tra un po' te lo posso dire. Ci conto, assolutamente, ci conto. Quello che volevo chiederti era... hai una carriera, hai una professione, hai delle esperienze formative e educative anche, sia in maniera diretta che attiva. Se ti si avvicinasse una ragazza o un ragazzo anche di 14, 15, 16 anni a cui piace, che sente di avere questa energia appunto proiettata verso la fisicità del ballo, l'espressività canora, la recitazione. Ti chiedo 3 parole chiave da potergli mettere in tasca e poter dire appunto usa queste 3 cose per portare avanti il tuo progetto, portare avanti il tuo sogno. Ok, ti rispondo perché mi è accaduto. Bene. Mi è successo, nel senso che io nella mia scuola preparo anche ragazzi adolescenti o un po' più grandi che vogliono far parte di questo mondo e c'era questo ragazzino di 18 anni, stava facendo la maturità, che voleva fare l'audizione per la BSMT, che è l'accademia che ho fatto io, e quindi la sua insegnante lo mandò da me per vedere un po' appunto come era preso con la danza. Lui è più cantante e attore, ma gli ho fatto insomma una coreografia eccetera. Tra l'altro è passato all'audizione, quindi sono molto felice. E quello che io gli ho detto è stato innanzitutto sii te stesso,
perché la gente fuori deve vedere chi sei tu, deve innamorarsi di quello che sei tu e non di quello che ti sei costruito per piacere agli altri. Io credo che questa sia la cosa fondamentale. Poi chiaramente lui deve mettere a disposizione le sue capacità che sono assolutamente indiscusse, era un attore molto bravo per avere 18 anni secondo me, però secondo me è proprio quello, cioè arrivo lì e questo sono io, ti faccio vedere quello che so fare e ti faccio vedere l'energia che ho nel voler imparare a fare altro e a migliorarmi sempre, ecco, questo è quello che dico sempre ai miei allievi, non si smette mai di imparare, mai, neanche quando avrete 80 anni. Non si smette mai di imparare e dovete sempre rubare per crescere ogni giorno. Questo è quello che penso. Qualche tecnica particolare? Per crescere? Per essere se stessi? No, per essere se stessi penso, oltre a quelli che potrebbero essere gli ostacoli o gli impedimenti e le criticità di una mente adolescente che è sempre un turbinio di tante idee, tanti eventi e bombardata da tantissimi stimoli. Sì, è la fascia età più complicata, cioè io riesco a gestire meglio le disabili che gli adolescenti, è molto più complicato. E poi stiamo vivendo in un mondo che sta cambiando in continuazione, quindi loro poverini non sanno bene dove andare e secondo me ad oggi c'è tanta paura di dire la propria, cioè nei social siamo tanto bravi a dire cosa non va bene, a cosa va bene, che l'aborto forse non va bene, che l'emigrato deve stare a casa sua, piuttosto che quindi tentiamo di parlare di qualsiasi cosa. Poi quando ci portano ad affrontare dei temi proprio nella vita, a dire la nostra, ci blocchiamo. E questo secondo me racchiude sul fatto di essere se stessi, cioè secondo me non bisogna avere paura di dire la propria opinione, sempre con rispetto e con i modi corretti, però dire sempre la propria, ed è per questo che ho tanti nemici, perché dico sempre la mia che quando non dovrei dirlo, ma va bene così. Se lo fai in modo soppesato, con la giusta energia, con la giusta disciplina e con ovviamente abbiamo sempre citato questo, con una buona ricerca e preparazione di base, gli argomenti ci sono. Se l'opinione è supportata appunto da tesi e anche da rispetto soprattutto. Assolutamente. Diciamo sempre assolutamente in questo podcast. Diciamo, spesso devo usarlo più spesso anch'io, assolutamente. Lo hai detto un paio di volte. Molto bene, sto imparando in fretta. Ti verrà selezionato nei nostri Absolutely Bloopers. Perfetto. A un certo punto. Ti ringrazio veramente. È stato un piacere percepire questa fortissima energia che so e sono convinto tu trasmetti ai tuoi allievi, alle tue allieve, anche al tuo pubblico quando ti esibisci, perché è sicuramente una dote, un ingrediente che va, come dicevo prima, conosciuto, esperienziato in se stessi e trasmesso, trasformato in quelle che sono ovviamente le emozioni di chi anche non soltanto riceve uno spettacolo, ma riceve anche delle nozioni, degli insegnamenti che poi appunto verranno, speriamo, trasmessi a chi avviene dopo. E poi è bellissimo perché adesso riesco ad andare sul palcoscenico con i miei allievi. Questa è la cosa bellissima, quindi riesco a intanto vedere un mio prodotto sul palco che prima non vedevo, ma ero solo la protagonista e basta. E quindi vedermi anche in altre vesti sopra il palcoscenico è stupendo e sono felice di quello che sto facendo. Sto comunque continuando, sto facendo un film, sto andando avanti con i miei progetti anche al di fuori della scuola, quindi comunque cerco di mantenere viva l'artista che mi piace essere e di portare avanti quello in cui credo con i miei allievi, ecco. Ottimo. Martina De Marc è stata con noi oggi, la ringraziamo, così come ringraziamo i ragazzi di Kawabanga e Alchimie Venete per il supporto tecnico e la produzione di questa puntata. Noi ci vediamo giù da un palco. Va bene, molto volentieri. Ti salutiamo e ricordiamo appunto di cliccare sulla campanella in basso a destra dello schermo che vedete per diventare nostri followers e continuare ad essere aggiornati su questa e le prossime puntate. Avete una storia da raccontare? Avete un'impresa? Avete un sogno? Avete qualcosa che può essere appunto parte delle nostre storie, delle nostre narrazioni? Siete benvenuti a sedervi dove adesso è seduta Martina. Contattateci.
Sarà un piacere avervi come ospiti. Ancora grazie per averci seguito in questa puntata. Andate a ballare. Grazie a tutti. Ottimo. Grazie. Molto molto bene. Grazie, è Veramente stata un proprio gran piacere. Sì. una bella Ieri esperienza. ci Io ti siamo- ringrazio. Anche a te. Anche ieri abbiamo parlato con un ballerino Di latino mi dicevano. salvadoregno, sì, sì. Adoro.